Iniziamo insieme un breve percorso sul tema dello smart working, un tema attuale ma spesso non pienamente compreso, a volte frainteso, altre volte esaltato. Infatti da marzo a questa parte lo smart working è salito alla ribalta ed è entrato nelle case e nelle aziende di molti, nella nostra quotidianità. Si direbbe che la pandemia è riuscita dove altri non hanno sfondato prima. Infatti già dal 2017 che noi in Italia abbiamo un quadro normativo che in qualche modo regolamentava e regolamenta tuttora il tema del lavoro agile. In molti, dal 2017 a questa parte, anche prima, abbiamo fatto molto perché questa modalità organizzativa potesse essere implementata in vari contesti, credendo nelle opportunità che vengono offerte, però anche contemporaneamente con la consapevolezza di una necessaria progettualità che doveva sostenerla. Poi la pandemia e in qualche modo il lockdown e tutto quello che ha comportato. Cosa voglio dire? In un momento di buio, di crisi, di stand-by che abbiamo vissuto, lo smart working è stato una via, uno strumento utile e fondamentale per garantire la continuità dei sistemi e si è diffuso in modo veloce, accelerato ed ampio in vari ambiti e per varie professionalità. In qualche modo la necessità ha creato un'opportunità che può diventare una grande opportunità di sperimentazione e di ricerca. Cosa voglio dire con questo? Quante poche volte noi abbiamo la possibilità nei vari contesti di vedere tanti dati in poco tempo di un fenomeno nuovo. In questo caso la pandemia e la diffusione dello smart working ha fatto sì che questo accada. Abbiamo anche la fortuna di poter avere a disposizione interessanti dati e interessanti ricerche in questo senso. Quindi noi, partendo da questi dati e da queste ricerche, cosa possiamo fare? Entrare in qualche modo in corsa e cercare di entrare in un ciclo di verifica e riprogettazione di quanto sta accadendo. E in che modo possiamo farlo? Beh, sicuramente partendo dalle basi, facendo chiarezza su questa tematica, anche partendo dal significato delle parole che utilizziamo. Poi andando a cercare le ricerche che possono tornarci utili e cogliendo tutti gli elementi che ci forniscono che possono essere di interesse per una riprogettazione. Raccolti questi elementi, individuare quegli elementi di progettualità che a volte sono saltati, riprenderli, ottimizzare quindi tutte le opportunità e gestire tutti i limiti di questo fenomeno che stiamo vedendo. Diciamo che questi tre punti saranno un po' la scaletta di questo percorso che stiamo accingendoci a fare. Partiamo dalle parole. Dicevo, l'uso corretto delle parole diventa fondamentale perché ci dà notevoli spunti di riflessione e di analisi. A volte diventa importante anche uscire dai tecnicismi e far sì che certi concetti entrino nel nostro quotidiano. Questo però deve accadere senza che le parole perdano il loro vero significato, cosa che purtroppo in alcuni casi accade. In questo periodo notiamo spesso, questo è uno degli innumerevoli post che per molte volte è capitato sul diario, penso di molti di noi, dicevo, in questo periodo ci dicono, ma perché parlare, usare termini stranieri? Cerchiamo di usare i termini italiani. Ed ecco che a proposito dello smart working, che cosa compare? La traduzione telelavoro. Allora viene da chiedersi, perché telelavoro? Da dove esce la parola telelavoro? Quando di fatto, in realtà,
Noi già nella normativa del 2017 avevamo un'alternativa, parlavamo di lavoro agile, ma non parlavamo di telelavoro, che era qualche cosa di già diversamente normato e gestito. Parlavamo di lavoro agile inteso come organizzazione per fasi, cicli, obiettivi, senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. Questa è la prima osservazione che viene da fare, quindi per il telelavoro non è lo smart working. Smart è la seconda parola su cui voglio soffermarmi. Anche questa un termine spesso diffuso in maniera ampia. Parliamo di smart TV, di smart working, di smart city, di smart government, smartphone, eccetera, dove smart sta per un concetto di agile, intelligente, veloce, e ci porta comunque a un utilizzo sì delle tecnologie, però tecnologie che servono a una miglior qualità di vita, oltre che un migliore impatto ambientale, spesso e volentieri. Questo concetto di smart come soluzioni agili ed intelligenti allarga ovviamente la platea dei potenziali fruitori dello smart working non solo a chi fa lavoro d'ufficio che si collega con un terminale al server aziendale, ma ci fa pensare a un'implementazione di un sistema di lavoro nuovo, inteso come processi nuovi, innovativi, capaci di organizzare il lavoro nostro e degli altri secondo regole diverse da quello che è un orario standard di lavoro, un luogo preciso e un'organizzazione anche delle relazioni in qualche modo diversi. Ci porta dove? Ci porta a un concetto di lavoro da ovunque. Ed è qui che si apre anche qui un mondo fra i sogni e una realtà a volte non sempre pienamente corrispondente. Mi spiego meglio. Se facciamo una ricerca veloce come ho fatto io, su quello che è il tema lavoro da ovunque, smart working, partono delle immagini che evocano un modo piacevole, bello, quasi idilliaco di lavorare. A chi non piacerebbe avere la possibilità di posizionarsi nel proprio terrazzo a picco sul mare oppure sulla cima di una montagna a seconda di quello che è lo stile di vita preferito, momenti piacevoli di condivisione in vari luoghi e così via, oppure altre situazioni che ci permettono di collegarci con il mondo in videoconferenza, stando tranquillamente seduti nel nostro ambiente. La realtà a volte spesso è un po' diversa e anche in questo caso si può dire che l'esperienza di questo periodo di grandissima diffusione non attentamente ovviamente pianificata ha portato che cosa? A momenti di sovraccarico, di solitudine, quante volte la realtà è quella di doversi ricavare uno spazio anche angusto in una condizione abitativa che non era stata organizzata e pensata per un lavoro in smart working, tanto per fare degli esempi. Quindi nel momento in cui alla fine questo smart working si è tradotto in alcuni casi come un semplice trasferimento del lavoro da un luogo ad un altro, quindi mi sono portata al lavoro a casa in maniera così improvvisato, le situazioni critiche possono esserci state e ci sono. A questo punto, cosa vuol dire questo? Che dobbiamo ripensare tutto, che queste cose non possono funzionare? Assolutamente no. Ecco che si apre la necessità di prendere visione dei dati che abbiamo a disposizione e analizzarli attentamente in maniera articolata.
Allora, in merito ai dati, io vi propongo alcuni risultati di una ricerca che nel 2020 l'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano ha condotto, e per i dettagli relativi a questa ricerca vi rimando ovviamente al loro sito che vedete qui citato. Ehm, Ho estrapolato dalle loro infografiche due o tre punti che mi sembrano importanti. Il primo che vi vorrei sottoporre è questo. Innanzitutto la dimensione del fenomeno. Notiamo come da una stima di smart worker nel 2019 siamo passati a una stima di smart worker nel 2020 di 6.580.000. Quindi veramente parliamo di una esplosione del fenomeno. E altro dato interessante è la suddivisione fra grandi imprese, pubblica amministrazione, piccole e medie imprese, dove vediamo che più della metà delle grandi imprese già c'erano dei progetti strutturati di smart working che sono comunque aumentati, mentre nelle piccole e medie imprese, nella pubblica amministrazione, i progetti già esistenti di smart working erano in percentuale significativamente minore presenti, ma anche qui sono aumentati notevolmente. L'abbiamo già detto, questa situazione ovviamente è stata fondamentale per garantire la continuità, però è anche vero che un processo di questo tipo non può essere efficace ed efficiente se viene fatto con questa repentinità e a volte magari anche con una non adeguata pianificazione, tant'è vero che spesso si parla di una situazione dove il lavoro è stato semplicemente spostato da un luogo ad un altro, quindi non è stata fatta un'implementazione di un progetto adeguato. Altri dati che ci possono tornare utili sono però che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato, i limiti che sono stati dichiarati e invece i punti di forza che sono emersi. Il fatto che comunque la maggior parte dei lavoratori abbia dichiarato di essere riuscito lo stesso a svolgere il proprio lavoro anche in questa situazione, anche senza magari una iniziale percezione di competenze adeguate, è un dato positivo, fa notare come le persone sono comunque resilienti, le organizzazioni e le persone possono migliorare e si può cambiare. Questo è un segnale estremamente forte. Possiamo cambiare. L'analisi poi di che cosa ha portato a far rientrare i lavoratori dopo una prima fase di lockdown, dopo la fase di lenta riapertura, cosa ha portato a far rientrare i lavoratori, è stato un po' legato ad alcuni punti critici. È chiaro che molti lavoratori in lockdown possono essersi sentiti isolati, abbandonati, in difficoltà e quindi ecco che rafforzare il senso di appartenenza, rafforzare la socializzazione, la collaborazione, vincere questo senso di isolamento è stato una serie di motivi che hanno portato le grandi imprese a far sì che le persone rientrassero. E migliorare la produttività e la collaborazione è significativamente presente nella pubblica amministrazione. Mi verrebbe da dire che molto è stato fatto, però molto stanno continuando a lavorare anche in questo settore. Non è un discorso di valore in termini assoluti, quanto una riconoscere il fatto che l'assenza precedente di progetti strutturati di smart working ha sicuramente probabilmente inciso in positivo e in negativo in entrambe le situazioni. Ecco, se andiamo ora a vedere criteri, benefici, eccetera, una opportunità di conciliazione che spesso viene messa in evidenza, ha rappresentato però in questo caso ci ha presentato il retro della medaglia, ossia il fatto che non sempre è automatico e facile mantenere un corretto equilibrio fra quello che è il tempo di lavoro e il tempo di vita. Quindi anche se vogliamo utilizzare in futuro lo smart working come strumento di conciliazione, dobbiamo imparare a farlo in maniera corretta e con le adeguate competenze.
tra i lati positivi di questo periodo che sono emersi dalle organizzazioni e dalle persone è il fatto di aver visto crescere sicuramente le proprie competenze, aver visto il superamento di certi stereotipi legati allo smart working e aver fornito un'occasione per ripensare ad alcuni processi aziendali, rendendoli più efficaci, più snelli, più efficienti, nonché sperimentare anche strumenti. Questo non significa che, d'altro lato, la tecnologia non abbia a volte creato qualche problema. A volte le persone sono state un po' costrette ad utilizzare mezzi propri per far fronte a delle necessità tecnologiche, ma anche qui vedremo che può esserci un aspetto da considerare nei piani di smart working. Il fatto che in alcuni momenti le persone si siano scontrate un po' con i limiti di una immersione in un contesto tecnologico che non era abituale o una modalità di lavoro che non era abituale. Nonché, anche questo è un aspetto interessante, ha fatto emergere in alcuni casi una disparità nel carico di lavoro delle persone. Questi sono alcuni degli spunti di una ricerca molto più articolata di quella che io vi ho adesso in qualche modo citato, però è estremamente importante da questo punto di vista perché ci porta a evidenziare alcuni dati che noi possiamo utilizzare per quel famoso momento di apprendimento dall'esperienza. Dicevo, apprendiamo da questa esperienza, pur sapendo che lo smart working che abbiamo visto in molti casi mettere in atto in questo periodo non è il vero modello di smart working, ossia una scelta di flessibilità, autonomia, di luogo di lavoro, di tempi di lavoro secondo un progetto condiviso fra il singolo e l'azienda. Perché in molti casi è stato un trasferimento improvvisato, non voglio ripetermi. Però è anche vero che se vogliamo capitalizzare questa esperienza con la consapevolezza che abbiamo attraversato un punto di non ritorno, dobbiamo in qualche modo fare qualche riflessione e fare qualche riflessione che ci aiuti a riprogettare meglio, correggere le progettazioni avviate se lo riteniamo opportuno o progettare correttamente di sana pianta nuove iniziative, nuovi programmi. Ripeto, non è una situazione che passato il lockdown, passato questo momento, torneremo al punto di partenza. È una situazione che continuerà ad evolvere. Io prima di proseguire con alcune altre precisazioni su sulla progettualità opportuna da adottare, vi ripropongo una, una slide del 2017 e l'ho voluta riproporre perché conteneva alcuni dubbi, alcuni spunti di riflessione. L'avevo chiamata spunti di confronto e precisazioni, un po' questa slide che viene dal passato, perché all'epoca ci si chiedeva sì, ma a quali aziende conviene, quali ruoli vengono coinvolti, ma chi lo chiede? Domande che i nostri interlocutori ci facevano e a cui rispondevamo: no, ma non è corretto parlare di ruoli, di mansioni, dobbiamo parlare di cicli. E un tema particolarmente sentito era: ma alla fine chi lo chiede? Perché alla fine potrebbe non essere una scelta lo smart working, solo che all'epoca questo potrebbe non essere una scelta, a nessuno di noi ha fatto venire in mente
o aveva in mente una pandemia, o perlomeno a molti di noi non era quello lo scenario che veniva in mente nei momenti di confronto, quanto piuttosto i limiti di una trattativa che avveniva nell'ambito di un rapporto in qualche modo di subordinazione. E allora ecco precisare, guarda, sì, non si parla di ruoli e di mansioni, ma di cicli e di fasi, quindi molte mansioni diverse potrebbero essere coinvolti in progetti di smart working per delle parti del loro lavoro. E quindi la necessità di fare dei progetti lavorativi che, alla luce di un'analisi corretta, liberassero alcuni momenti dal vincolo di tempo e di luogo. Così come si diceva, sì, grande opportunità di conciliazione, ma la conciliazione non è questo modello, non è fare il doppio e in contemporanea, ma è trovare dei modi alternativi dove lo smart working poteva dare dei contributi utili. Ci siamo soffermati sulle parole, sui dati di questo momento storico, di questa esperienza che abbiamo vissuto in termini di smart working e siamo arrivati adesso al tema della progettualità. Quindi se io voglio andare ad affrontare in maniera strutturata un progetto di smart working, che cosa devo tenere presente? Quali sono i passi? Più che i passi, io vorrei ragionare per aree partendo da quella che è la cultura organizzativa. Non possiamo implementare dei buoni ed efficaci, efficienti e soddisfacenti modelli di smart working se non partiamo da una condivisione di alcuni principi e di valori nelle nostre organizzazioni. Poi ovviamente c'è sì il censimento del livello tecnologico di partenza, delle tecnologie su cui dovremmo andare ad investire, il tema delle competenze delle persone che vengono coinvolte, degli smart worker e di chi li gestisce, il tema della sicurezza, che non è solo la sicurezza dei dati, ma è anche la sicurezza delle persone che stanno prestando un'attività lavorativa in quel momento, e tutto il tema del quadro normativo, su cui farò solo alcuni piccoli accenni, alcune piccole riflessioni, senza soffermarmi, perché ovviamente non è un tema di mia precisa competenza, come anche sulle tecnologie. Non andrò ad affrontare il tema della tecnologia in senso stretto come strumento, quanto dei rapporti che la tecnologia ha con una progettualità diversa che voglio andare ad implementare. Partiamo dalla nostra organizzazione. E partirei da un concetto di cultura organizzativa, perché spesso si sente dire nello smart working dobbiamo superare il costrutto di luogo di tempo, superare gli stereotipi, stereotipi che vedono il lavoro come legato a un luogo fisico, a una fascia oraria a cui ci siamo abituati. E dobbiamo essere invece disposti a superare questo, a vedere un modo più nuovo di lavorare per fare questo però dobbiamo fare una forte analisi di quelle che è le caratteristiche del nostro lavoro per poter individuare quelle che sono i vari cicli, le varie fasi, ma soprattutto le interconnessioni che ci sono tra le fasi e cicli di lavoro diverse, perché fintanto che il mio paradigma sarà lavoro da quell'ora a quell'ora, tutti nello stesso punto, tutti nello stesso momento, se c'è una disfunzionalità in queste interconnessioni, ovviamente magari diventa, pur perdendoci tempo, pur creando delle inefficienze, eccetera, viene percepito come qualcosa di superabile. Nel momento in cui io, riconoscendo il valore della flessibilità e dell'autonomia organizzativa di una fase di lavoro, io devo far sì che lo studio delle interconnessioni sia adeguato e corretto e correttamente percepito da tutti. Altrimenti il sistema si blocca creando delle conseguenze sicuramente più gravi che in altri contesti, che in altri momenti. Però questa analisi di cicli, di situazioni particolari, vedremo che porta anche tutta una serie di possibili ripercussioni positive. Prima di
pensare alle ripercussioni positive, vorrei anche portare l'attenzione sul tema di una corretta pianificazione e anche di adeguati momenti di monitoraggio, definire momenti di controllo adeguati, ma soprattutto anche rivedere tutto il sistema di valutazione delle performance del personale e quindi di tutto quello che sono i risultati ottenibili a livello organizzativo, a livello personale. Cosa ci porta tutto questo? Nel momento in cui metto in atto un'azione di analisi e di pianificazione di questo tipo, ho innanzitutto una grandissima occasione di snellimento dei processi e di digitalizzazione degli stessi se ricorro a delle tecnologie di lavoro a distanza. Ho la possibilità di ampliare la platea degli smart worker, ossia molte figure che per qualifiche generiche venivano automaticamente escluse dalla possibilità di svolgere progetti, di aderire a progetti di smart working, adesso invece possono aderirvi. Perché? Perché non ragioniamo più per macro categorie, per macro qualifiche, per macro ruoli, ma ragioniamo per fasi di processi, alcuni dei quali richiedono la copresenza, altri che magari prevedono la possibilità di essere svolti in un altrove, in un altro momento. Mantiene per tutti le stesse possibilità di carriera, perché se io adeguo correttamente le fasi di monitoraggio e controllo, ma soprattutto il sistema delle performance, lo smart worker non è la figura che poi viene eliminata dai percorsi di carriera perché magari non aderisce a dei sistemi di valutazione che possono essere la presenza, la fedeltà, la tempestività, la vicinanza e così via, cose che purtroppo, per quanto a volte si tende a non ammettere, sono tuttora diffuse e presenti all'interno di molte organizzazioni. E quindi, superando questi limiti, la mia adeguata analisi organizzativa, condivisione, eccetera, mi aiuta in qualche modo a far sì che quali limiti posso superare. Posso trovare il modo per far sentire partecipe della vita aziendale anche la persona che sta lavorando in un altrove e quindi mantengo sia le sue possibilità di carriera ma anche il suo senso di appartenenza e riduco quel senso di solitudine che abbiamo visto essere stato denunciato come elemento di criticità nei dati che prima vi ho sommariamente presentato. Inoltre, teniamo in considerazione di un altro aspetto, molte soluzioni organizzative, chi si occupa di conciliazione questo l'ha affrontato più volte, presentate come grande opportunità, per esempio per le donne, sono diventate poi il loro limite. Si pensi al part-time, alle ripercussioni che ha nel breve termine sulle possibilità di carriera, di accesso a determinati ruoli, a lungo termine, per esempio, sul tutto il sistema pensionistico e le future vita pensionistica delle donne, ma anche in questo caso lo smart worker nel momento in cui rimane agganciato all'azienda, diventa una figura parte del processo lavorativo nel suo complesso, grazie a tutti anche i sistemi di interconnessione su cui adesso un attimo ci soffermeremo, anche in questo caso lo smart working diventa sì un vero strumento, un vero modello di lavoro e non un'occasione di ulteriore segregazione, per esempio, di genere. Abbiamo parlato di digitalizzazione dei processi, questo ci porta ovviamente ad affrontare il tema della tecnologia. E, aspetti organizzativi e aspetti tecnologici devono andare di pari passo. Perché? Perché la tecnologia è di fatto lo strumento con cui noi mettiamo in atto quelli che sono i nostri obiettivi organizzativi. È il braccio operativo, quello che ci permette l'attuazione di tanti nostri modelli. Quindi il livello di tecnologia può variare molto
non solo da un discorso generico di quanto sono stati digitalizzati i processi, ma anche dal tipo di lavoro che noi andiamo a prendere in esame e dal tipo di progetto di smart working che noi stiamo in qualche modo affrontando. Di certo, la tecnologia è un passaggio fondamentale e analisi organizzativa e analisi tecnologica devono andare di pari passo in termini di requisiti tecnologici per poter mettere in atto quello che noi abbiamo idea di programmare. Le potenzialità offerte dalle tecnologie ci possono dare dei stimoli all'organizzazione in un rapporto duale, efficace ed efficiente. Fatta questa analisi, io però mi soffermerei qui non tanto su singoli aspetti tecnologici, perché andiamo ad addentrare su un tema vasto e ci porta fuori da un po' dalla nostra analisi, ma mi soffermerei sull'importanza di prendere in esame nei nostri progetti di smart working eh, più aree, e qui mi riferisco alla scelta in termini di tecnologie orientate alla social collaboration. Le persone devono poter sentirsi parte di un'organizzazione, devono poter relazionarsi, devono poter collaborare. Quindi, quali sono le soluzioni tecnologiche che noi adotteremo per rendere possibile questo? Il tema della sicurezza, anche qui è un tema che spesso viene visto in maniera unilaterale, adesso lo accenno, ma poi ritorno successivamente un po' su alcuni risvolti. Il mobility pass in senso generale, ossia tutti quegli strumenti che permettono alle persone di rinunciare a una postazione fissa, che avvenga all'interno di un'azienda o che avvenga con un lavoro in esterno, se io non vengo dotato di strumenti adeguati, dal banale portatile, tablet, smartphone ad altre strumentazioni, questo non si rende possibile. Anche su questo tema ci ritornerò in un'altra area per analizzare alcuni risvolti spesso a volte sottovalutati. In tutto questo processo un ruolo chiave lo giocano le persone, in particolare le competenze che devono mettere in atto e devono essere sviluppate. Persone che in questo periodo di crisi hanno saputo dare molto in termini di resilienza e di adattamento. Però ogni cambiamento, ogni progetto di cambiamento deve contemplare una serie di investimenti in termini di crescita di competenze. Mi spiego meglio. Se le competenze tecnico-digitali sono fondamentali e spesso quelle più evidenti come bisogno prese in considerazione dalle varie organizzazioni, non vanno dimenticati alcuni altri aspetti. In primis, le competenze manageriali. È proprio la stessa cosa gestire un team a distanza rispetto alla gestione del team del qui ed ora dove ti vedo e ti sono vicino, come supporto e stimolo il raggiungimento di obiettivi e le performance di chi lavora in tempi diversi con elevata autonomia e flessibilità di scelta di tempo e luogo. D'altro lato, anche il singolo deve essere un po' rafforzato in quello che è il suo senso di responsabilità e nella sua autonomia gestionale. Non sempre è automatico riuscire a sviluppare questo senso di autonomia e di gestione del proprio lavoro, di raggiungimento dei propri obiettivi quando si è, fra virgolette, da soli. E qui bisogna mettere in evidenza che è richiesta una grande maturità personale e anche per gestire quel difficile equilibrio fra tempo di vita e tempo di lavoro che abbiamo visto dai dati essere stato messo in crisi in alcuni momenti. È anche vero che al di là di questo rafforzamento di autonomia e di responsabilità incide molto un po' quello che sono i modelli familiari pregressi,
perché la donna che lavora a casa non è detto che riesca ad avere quel riconoscimento di spazio necessario per poter svolgere il suo lavoro con l'adeguata tranquillità e l'adeguato spazio mentale rispetto al carico, per esempio, di cura, ma è anche vero che non è detto che, per esempio, in questa dinamica dove le donne vivono un po' la criticità tutti i giorni, anche l'uomo riesca a gestire in maniera automatica. Quanto una persona, per esempio, è abituata a dover gestire un carico di cura in contemporanea a un carico di lavoro? Ecco, sono tutti punti di riflessione aperti. Un altro punto da considerare è quello della sicurezza, inteso come sicurezza dei dati e sicurezza della persona. E nella parte della tecnologia abbiamo già analizzato il tema dei dati, così come lo di fatto citeremo nella parte normativa. Però la sicurezza dei dati non è solo garantire password e strumenti hardware e software a supporto, non è solo aspetti legali, ma è soprattutto anche un'adeguata consapevolezza da parte delle persone dell'importanza di adottare comportamenti corretti alla tutela del contenuto che viene, del lavoro che viene svolto in smart working. Su questo farebbe forse un po' sorridere, ma basti pensare a un viaggio in treno e a quante quantità di informazioni vengono messe a disposizione dalle persone durante le loro telefonate, durante i lavori al loro PC, tanto da far inorridire l'idea che qualcuno che ne possa trarre giovamento possa essere seduto magari di spalla alla persona stessa. Questo tanto per fare un esempio di come non basta la password, ma serve la consapevolezza e l'approccio personale alla gestione dei dati. Non ultimo, il tema della sicurezza e della salute delle persone. Abbiamo visto che spesso lo smart working può diventare fonte di stress, di burnout. E quindi è un tema che in qualche modo richiede anche qui una maggior preparazione della persona a gestire quei segnali che possano far mettere in luce momenti di criticità e poi ad affrontarli in maniera adeguata. Quindi, ricapitolando, il tema della sicurezza riguarda la sicurezza dei dati da un punto di vista di norme, di tecnologie, di approccio personale. Il tema della sicurezza e salute invece riguarda il tema di cos'è un ambiente di lavoro, quali sono le implicazioni per malattie e infortuni, come si previene stress e burnout. Le implicazioni, malattie e infortuni. Se una persona si infortuna durante il suo, un'attività di smart working, come si configura questo nell'ambito di eventuali procedure di riconoscimento e di risarcimento? Questi sono tutti temi che richiedono una presa in considerazione nel momento in cui stabilisco il mio progetto di smart working. Ultimo punto da affrontare è quello della normativa. Qui non entro nelle normative in senso stretto, ma voglio fare solo alcune considerazioni. Partiamo dalla considerazione che lo smart working è un modo nuovo e innovativo di lavorare in maniera flessibile. Ma che equilibrio c'è fra normazione e flessibilità? È importante che ci sia una contrattazione collettiva che vada a supportare soprattutto i soggetti con minore capacità negoziale nel definire quelli che sono gli accordi che accompagnano l'implementazione di un progetto di smart working, ma quando si deve fermare la contrattazione collettiva rispetto per non andare a mettere in secondo luogo o addirittura a bloccare il tipo di progetto magari in contesti particolarmente innovativi. Inoltre, l'importanza di tenere in considerazione all'interno degli accordi che vengono stipulati alcuni aspetti. Il diritto alla disconnessione è un tema che in alcuni paesi è già stato normato, ma che qui, per esempio, nella norma del 2017, in prima battuta non era stato preso in considerazione.
ossia devo stabilire delle regole chiare per differenziare il mio tempo di vita dal mio tempo di lavoro, con la possibilità poi anche di far rispettare questi accordi in fase attuativa. O altro aspetto, abbiamo visto a volte la tecnologia richiesta è particolarmente onerosa, ma al contempo le persone si trovano molto più a proprio agio nell'utilizzare uno strumento che conoscono bene, quindi come posso o quando è opportuno, per esempio, stipulare accordi particolari per utilizzare mezzi tecnologici propri per svolgere l'attività lavorativa che mi entra in smart working, sono tutti temi aperti che richiedono dei precisi approfondimenti e in alcuni casi che richiedono anche magari un quadro normativo forse più idoneo e più adeguato a un cambiamento che è tuttora in corso. Abbiamo quindi aperto una porta ad innumerevoli possibilità. Quanto più avrò rafforzato la mia organizzazione e le persone che vi operano con progetti quindi solidi di smart working, tanto più io riuscirò a mettere tutto a sistema e a cogliere le innumerevoli opportunità connesse. Pensiamo, per ricapitolare, la possibilità di maggiore efficienza, la resilienza dei sistemi delle persone in momenti di crisi, unitamente alla possibilità di garantire continuità del proprio business, la riduzione di costi per spostamenti e per trasferte, per gli spazi fisici. Consideriamo che la riduzione di costi a volte non è solo dell'organizzazione che paga le trasferte, ma anche delle persone che si sobbarcano i costi per raggiungere il posto di lavoro. Gli impatti sull'ambiente dovuti per esempio al traffico, ma anche la valorizzazione delle periferie, perché se io allargo i luoghi in cui si possono svolgere i lavori e vado contro una politica di centralizzazione in pochi luoghi, do possibilità di sviluppo anche ai piccoli centri, le possibilità di conciliare meglio la vita personale e la vita lavorativa a tutti i livelli, a tutte le età, per tutte le persone, e la maggior soddisfazione che ne può nascere da un progetto adeguatamente gestito. Altrimenti, se non rafforzerò questa capacità progettuale e gestionale, non solo non potrò godere di tutti i benefici che si porta dietro, ma potrò al contrario trovare nuove gabbie, disagio, perdita di produttività e tutto questo a fronte di un ritorno al passato che ormai è praticamente impossibile.